Del 1921, quando che ancora sui baracche, noi che si era là a fare a servire 3 baracche e dopo le cooperative che ha fatto i suoi agli è tornato a mettere a posto dei 3 case che gli era restate quel guetto, ma una è stata annientata completamente. Quella era sul paese che si chiama San Bortolo. E ora come l'abbiamo fatto? Che non vi era più posto per lavorare? Che ora siamo divisi perché come che dice lui, si era più posto. Siamo divisi del 21. Mi può pare come fratello Pivetto, gli ha chiamato una campagna dove sul paese dei 7 sorelle. Sai dove che... Sì, a Sastin. Là tra la ferrovia e la Triestina. E là, il primo anno è andato ancora a manco per. Dopo è venuto che Mussolini l'ha fatto la bonifica, che l'ha tirato la bonifica il paese dei 7 sorelle. E mi chiamava la Maria. Cioè penso che la ciapavano un po' tutti a Maria. Esatto, ma non che si era da qua, siamo stati i primi perché qui nativi da là, era manco fatti che capessi. Ma lavoravi a Paeù come altri? Non di loro se viene a campagna. Ma lui delle 7 sorelle era Paeù però? Ma se era sul confine del paese di 7 sorelle. La campagna che si vede avanti, lei era 2 metri sotto il livello del mare, lei era tutta in arginata, era 80 campi di terra, si era 2 famiglie. E era già bonificata? E se lì un bacino con un manufatto che buttava fuori l'acqua quando che pioveva. Era terra buona? Era già. Su certi posti, come che con te anche a me fiori, onde che era la torba, che mi diceva il castello, perché si chiamava il castello, non sotto il piede. E gli era un capitano dell'artiglieria da Trieste, e però. E diceva, non te narrare su terra nera perché guarda che si impianta i bo. E allora a torba. Dopo mi dice che mio fratello Virginio, e ho detto dai che avremo un calare, perché la torba la era una terra che non occorria neanche a mettere grassa né niente, perché dopo abbiamo messo un meonera, che abbiamo fatto un camionera, quanti anni? Veniva fuori il tinguri che bisognava girarle, senza neanche accoltarle. Ma quando si aveva fatto il primo giro, il secondo giro della vassoura, che si vede una vassoura ben pesante, e cominciava a venire su l'acqua. Allora i bo si intendeva, per fortuna che si vede un per bo che era proprio di qui, di bonifica, gli ha fatto presto saltare fuori, e allora mi toccava là. Quanti anni siamo stati a Sastin? Là siamo stati 4 anni. In affitto ieri? A Mesadria. Siamo andati da Palo in possesso da San Piero di Stoano. È nato bene tutta questa invernata, ma dopo del 27, venendo il 28, è venuta la burida, che gli chiamava la burida loro, che l'invenza aveva rotto. Non se credeva come che si era in Arginai, e invece l'aveva rotto un quegli anni che ne l'avevano. Allora mi toccava portare Becchi in cima alla ferrovia che da San Donano aveva a Trieste. E toccava fermare anche il treno, perché si vede tutte le bestie. Dopo che venivano gli ufficiali dell'esercito che aveva sentito che era questo disastro, gli ha detto guardate che ormai l'acqua del Pico si non alta può metterle dentro le bestie in stalla. E loro hanno messo dentro le bestie in stalla. E no, siccome del 28 cominciava a fare la bonifica è venuta la malaria. E allora mi ho visto che uno chiappa la malaria, che altro anche. E mio chiappa la bicicletta e si è venuto a Caglione ancora, che gli era ancora i nostri vecchi delle famiglie. E allora mi ho visto, mi barba che aveva nome morire. E ho detto, dove va tu borsa? E in de bicicletta avevo fatto un foto di strade, per dire in dialetto, su un sacco, piccava la bicicletta e era nato là quando roba, perché allora non era. Sono nato là a Caglione del 28 verso febbraio, marzo così. Come abbiamo finito di battere fornito in luglio,
Dico io come Barba dico, dai che domani andiamo a guardare email dopo vedremo come chi sta, perché da San Biagio è andare a Loncon e quasi 90 km di strada. Sono andati due in bicicletta, una domenica siamo partiti e quando sono arrivati era 10:30 così, con sole che brucia i piedi e erano tutti quanti, miei fratelli, mio padre, mia madre, mia nonna, mie sorelle, tutti quanti con la giacchetta vestiti da inverno e titre mia. Mia madre quando mi ha visto mi è venuto incontro con veniva dritto per la strada, e andando, figlio scampa via, ha detto, scampa via subito, ma cosa che ne ho? Ti chiappa la maglia catino ti vai anche a casa. E dico, ma cosa che veniamo dentro te ne darà qualcosa da mangiare? Ha detto, guarda, te va sul forno della cucina economica, là che ne pesce, piotto, rosto o anara, quel che ti vuoi, che nessuno mangia più niente. E allora mi ha detto come Barba, che gli era suo padre di Iseo e di Bramo. Io ho detto, lei ha detto, ma io non lo dico. Quando siamo arrivati a casa, mi sono messo piano quando come Barba Mosè mi ha detto, come è a borsa lavoro? E dico, lei mi muore tutti. Ma sì, tu ma. E lo devo contare la storia. Ho detto, là bisogna ho detto, domani un altro, che è il martedì, lui è sempre il mestiere di andare a Treviso. Se mi piace che quel che mi dico, i mediatori, sa che una volta ieri i mediatori. Dico che bisogna cattare una campagna e tirare via, là, se no là, via, pure mandare qua a vostro fratello d'oro. E allora anche lui dice, se ti vedi fa pietà. E allora lui, al martedì è andato a Treviso, in piazza dei signori, e l'ha cattato un mediatore da San Biagio, un certo Poeoni, e ha detto, Giulio, sta attento. Guarda che mi con una famiglia due sui bonifici, era pieni di maiaria. Fate una campagna dopo di tirare su a risanare. Sono mediatore e gli ha trovato questo suo compagno e gli ha detto, ti sa che te mi ha contato che ti dà una campagna sul Montelli? Ha detto ancora per me. Sì, gli ha detto. Mi non sono proprio sicuro, ma comunque, sabato vengo cattate. Allora andiamo a cattare tutto lato quel che ti dice di che occorre questa campagna. Allora il sabato sera, che si era a Biosenar, e io venivo là, sto poi da San Biagio, non avevo occorre che lo mandassimo che stessi Martini, perché io ero conosciuto fino a Treviso per tutto. E venivo là sul cortile, allora mi barba a morire, aspetta che non ci è Boroni, e sono andati fuori. E lui dice, oh Mosè, io sto qua girato, sì, letto. E allora contami. E allora mi dico, io sono qua, che le 4-5 mesi, se non lavoro a famiglia, con altri 8 fratelli, tutti pieni di maiaria. E abbiamo bisogno di cattare una campagna. E allora, ha detto, sta attento, guarda, ha detto che tu qua, e mi ha dato disponibilità, ha detto che ancora la casa libera, però se sei disposti domani alle 9, domani mattina alle 9, bisogna che si in piazza i signori là da Stato dell'Italia, che lasciano la macchina e andiamo su insieme a vedere sta casa, sta terra e tutto. Che stagione era? Era in novembre. Siamo andati a Treviso e là ho cattato la macchina e siamo venuti su. Allora venendo su per Nervesa, la panoramica, il paron l'abitava a basso a Sie, perché sa che il Montello è tutto il numero strade. Quando siamo arrivati su a Sie, neanche a 200 metri di fare un po' di scelta per il Montello, che era su casa. Siamo andati là e l'abbiamo cattata a casa. Chi era questo parone? E era Manzioi, un certo Mario Manzioi. Manzioi, che gli era benestante avere 200 campi di terra, anche onde che nella trattoria del bene, qui lei era sul territorio suo. Che mestiere faceva? Lui è altro che aderente. Allora gli dice, guarda qua che è un strutturato qua che ha una famiglia così.
e tu chi si cata là dopo i fiori e io avrai bisogno di cattare una campagna. E ora mi dire questo fiore, in quanti siamo? Dico, siamo 7 maschi e 14. A casa è grande e a magari. Ma guarda che non è mia tanta terra in coltivazione saturata, quando che te va. Bene, io non devo vedere, perché in tre mie idee pensato anche come barba. Tutto via raccolto, che la veniva per noi che batteva buttare sul turco in mezzo a torba che veniva su, non poteva neanche fare niente, e solo che si seminava come che si va a seminare il formato, e solo la scuola. E allora, e dice, si sente su vedere, e dopo sapermi ricco tornando io, cosa che dici, in macchina siamo venuti finalmente a basso la strada numero 12, e dopo siamo andati su a piedi, che sarà da basso e su fino a bene 2 chilometri di strada. Tu si l'intera sia del mettere anche un fittuaio, perché gli tocca pagare il boer che era sì e bestia in stare, io non perdo boh 4 vacche. Ma mi tocca stare a cuore per guardare se era vacche o se era, perché non si vedeva neanche scarpe. Dunque loro puoi immaginarsi quanta latte che veniva fuori. Guardiamo per qua e per là, bar intero. Di un'agricoltura di 30-40 campi che si aveva sul nostro territorio, che sarà stato 3 che si può. Però era certi posti di erba che si chiama la fretta che si batteva a rarla, diciamo che dopo continuava. Come si chiama questa erba? Fretta. Oh, O se no fielde. che sarebbe in italiano così. Le feci in italiano. Ah, fece. E allora capisci, quando che abbiamo visto, tu mi vai a letto, prima che dopo, quando che si deve recuperare, devo fare qualcosa. Torniamo in Rio, e ora che diciamo il parone, che la tengo in riserva 4-5 lì, perché mi pare, mi mare, mi fratelli, mi sa mia che nessuno. Questo qua è una roba spontanea mia, perché io do fratelli più vecchi e io mi pare, mi mare. Bene, ho detto, guardate, fai così, fa venire su e ho detto, tuo padre, tuo fratelli, ti vieni a vedere, e dopo mi metto d'accordo. Adesso lo viene fuori. Torno a casa, a San Biagio, o mañana al mediodía, sono andato un poco a buttarmi dopo perché era caldo. E ora sono andato voi e ho detto, stai attenti, guarda che lì stamattina sono stato sul Bosco Montel e là è una casa libera, è una casa con tante camere, una casa di 3 piani, e ieri altro come pare, mia madre che ha ieri in letto qua fuori, e ieri anche tardi ormai, sarà stato verso 6:30 a sera. Mia madre attacca piano e ha detto, non mi porti tu fiori sulle montagne per farmi morire. Mi porto fare, e ha detto, ma di che aveva nome va di mia madre. Guarda che se monte venite a Castagneri, venite a Castagni sa tu. Dopo volevo chiamare io, mio fratello, i vecchi, e non sono stato buono di convinti di farli venire via. I fratelli e neanche mi pare. E allora il Signore mi ha ispirato. Ben dico, domani mattina abbiamo chi viene stesso. Perché? Ha detto mio padre. Perché mi va a Mosè e ha detto che è un'astuzia e ne ancora conti da fare io da quando che siamo divisi. Buono, ero sì che abbiamo chi viene. Mi non avevo detto che bisogna che i venisse su, perché sennò non si muoveva neanche. E allora a lunedì mattina alle 8:30 alle 9 così siamo partiti da Loncon. Per strada di venuto 2 volte la Maiaria a fare sta strada. Mi toccando dentro dalle famiglie dei contadini che catedri la strada e farli mettere nel letto per riscaldarli e farli che gli passassi una cianta da fare. Insomma sono arrivato a Calion che era alla 1 e alla 1 gli doveva essere a Treviso per chiappare ancora quel mediatore che messi su lui e vedere e mettersi d'accordo con il parone di che sì o no. Quando che siamo arrivati, e ormai era alla 1, mi barba Mosè era là che camminava avanti sul cortile, e bussa l'ha detto,
Io questi accordi di barba tase su, dico guarda che mi tocca così, dico che mi tocca fare massa due volte in casa perché io ero nulla mai. Beh, veniva dentro, beve qualcosa che abbiamo che andiamo via. E allora, in bicicletta, sempre, io partì e a Treviso, io a Catania, tornai e torno. E ti dico, mi fratelli, anche loro io ero venuto a vedere il posto. Tranne che lo suscitai, il tratto come barba, e ha accettato di venire su. Qui io tornai in Rio, io è nato in Rio, e però che loro accettano di venire su. E allora Mario Mandioli aveva detto a Tony e Virginia, domani mattina, che è martedì, non tennero con restare la tua barba e venire a Treviso che abbiamo il contratto di affittanza della mesaderia, così tuo fratello che viene là da tua barba a Mosè e poi viene su che mi sono scusato di pagare il boer. Non avevi fatto un contratto di affittanza o di mesaderia? Di mesaderia, come mesata. 30 campi, quanti campi eri? 38 campi erano.